Oggi abbiamo giunta, effettivamente è preso atto che le 7 case di comunità e le 2 ospedali di comunità sono state aperte. Un fatto importantissimo, perché così possiamo avvisare il Ministero della Salute e anche altri istituti statali che sono aperte, sono funzionanti e possiamo chiaramente prendere i soldi che sono stati messi a disposizione per questi 2 grossi progetti. Le case di comunità hanno un'importanza grandissima per il futuro anche per i nostri concittadini, per il fatto che possono rivolgersi alle case di comunità fuori dall'orario del medico di medicina generale per piccole urgenze e possono specialmente anche essere il punto di riferimento per le malattie croniche nell'ambito del loro percorso diagnostico terapeutico. Gli ospedali di comunità non sono ospedali nel vero senso di parola, sono più che altro letti intermediari, sono letti che vengono occupati pazienti che non hanno più bisogno di un ospedale per acuti, però non possono d'altra parte ancora andare a casa, hanno bisogno più che altro di un'assistenza infermieristica, non tanto medica, però lì si ha il tempo poi per trovare sia una sistemazione a casa loro, una situazione nella casa di riposo.